Cent'annos in salute, questo è il nome del progetto lanciato dal CONI regionale e dall'Assessorato regionale della sanità per la promozione dell'attività motoria degli ultra 65 anni, che coinvolgerà 44 palestre e a regime 4.000 persone. L'iniziativa è stata illustrata stamattina dall'assessore Luigi Arru, dal presidente del CONI Gianfranco Fara e dal direttore scientifico della Scuola regionale dello sport Gianmario Migliaccio. Cent'annos in salute rappresenta uno dei punti fondamentali della sanità in questa legislatura, quello della prevenzione, ha sottolineato l'assessore Arru. Questa giunta ha approvato tra i suoi primi atti un piano per la prevenzione finanziato con 40 milioni di euro. Sappiamo che i determinanti per la salute, che prima erano virus e batteri, sono stati sostituiti da altri fattori come la sedentarietà. Non ci muoviamo molto, fumiamo, non controlliamo il peso, mangiamo male. L'attività motoria, ha sottolineato Arru, rappresenta un elemento fondamentale per darci più anni di vita e di vita di qualità. Per questo, ha detto Arru, lanciamo il 2018 come anno di Cent'annos in salute. Il presidente del CONI di Sardegna, Gianfranco Fara, ha rilevato come l'isola sia la regione pilota a livello nazionale su questo progetto. Dal 2013, quando siamo partiti con la prima sperimentazione, abbiamo avuto una risposta entusiasta dagli ultra 65 anni per i quali la pratica sportiva ha un'importanza dal punto di vista sanitario, ma anche un momento fondamentale di socializzazione. Portiamo in tutti i 377 comuni della Sardegna questo progetto, ha concluso l'assessore Arru. Spieghiamo l'importanza della prevenzione dell'attività motoria costante, partendo dalla nostra Blue Zone, l'Ogliastra, terra di centenari che facevano una vita sana.